Nel complesso parrocchiale della chiesa del Divo Martino a Portofino sono tornate al loro antico splendore due parti significative: la piccola cupola, lato nord, e le vetrate artistiche non soggette a vincolo realizzate tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. L'intervento più articolato da eseguire è stato il restauro della cupola, con elementi a squama di pesce di una certa complessità. Impone una sequenza e delle dimensioni che devono quindi dal basso verso l'alto diminuire in dimensioni, larghezza e profondità, ma avere delle corrispondenze. Stiamo parlando di copertura in tripla. Non solo, questa in più ha la particolarità che si vede solo lateralmente, quando si è di fronte si vede come cupola intera, in realtà la cupola principale è incastrata, diciamo, è inserita nella copertura, quindi gli anelli delle squame di pesce in realtà per almeno 3, 4, 5 corsi sono incompleti. L'opera ha richiesto un lavoro minuzioso e attento, fedele a quanto realizzato 3 secoli fa. È stata totalmente smontata e versava in condizioni davvero pessime, sia dal punto di vista della copertura che dal punto di vista statico-strutturale. E il cercare di riproporre in modo assolutamente fedele a quello che avevano fatto 3 secoli fa ha comportato una lavorazione importante, però di un fascino incredibile. In seconda battuta sono state restaurate 12 vetrate della chiesa, le 7 che rappresentano i sacramenti nella navata, 3 nella cappella laterale raffiguranti l'ascensione, una nel prospetto sud e una sul presbiterio. L'intervento è consistito nell'asportazione ovviamente dei pannelli in vetrata artistica e abbiamo sostituito i vetri che erano presenti, che erano dei vetri semplici, abbiamo messo dei vetri antisfondamento. E dopodiché abbiamo portato le vetrate nei nostri laboratori e abbiamo appunto fatto il restauro. Per la cupola l'importo di 80.000 euro è stato temperato attraverso l'amministrazione dei beni immobili della parrocchia. Anche i 20.000 euro di spesa delle vetrate sono stati coperti grazie alla generosità di benefattori anonimi. 12.000 euro sono stati devoluti da un ottantenne che per la festa del suo compleanno ha raccolto offerte per la parrocchia. 5.000 euro sono state donate da un altro benefattore anonimo ed infine i portofinesi hanno contribuito per la restante parte, consentendo alla parrocchia di completare l'opera senza alcun debito.